Allora, cari telespettatori, ben ritornati qui con noi, ben ritornato come ogni settimana allo SPCGL del Veneto. Questa settimana affrontiamo due tematiche comunque molto interessanti. Da un lato riprendiamo il tema arduo della reversibilità e comunque della situazione delle pensioni. Molti di voi ci hanno scritto commentando la trasmissione serale che è stata dedicata a questo argomento, chi con orrore, chi con paura, chi invece mettendo allerta il sindacato a vegliare, vigilare, perché c'è sempre qualche volta qualche piega in qualche legge che potrebbe far venire fuori delle situazioni poi difficili da risolvere, e vedremo cosa ha da dirci Maria Pistorello del Dipartimento ormai espertissima dello SPCGL del Veneto di Previdenza. Ben arrivato anche Danilo, ben ritornato Danilo Toccane, segretario regionale dello SPCGL del Veneto, che ci parlerà come sempre della mafia, dei campi che sono stati organizzati con la partecipazione di tanti giovani, ma tantissimi anche anziani dello SPCGL del Veneto. Vedremo dove sono allocati, che successo sta ottenendo, e anche perché è la stagione, penso, un po' per sollecitare queste tematiche. Facciamo un po' un punto della situazione, no? Che quindi fa sempre bene. Ben arrivato anche a lei. Grazie. Allora, Maria Pistorello, torniamo all'osso duro. Sì, perché qui i nostri pensionati e le nostre pensionate non possono stare tranquilli. È di pochi giorni fa la notizia è rimbalzata sulle televisioni e sui giornali di questo tentativo da parte del governo di mettere mano alle pensioni di reversibilità. Abbiamo detto già da questi studi che era stata fatta marcia indietro. Il nostro segretario generale Pedretti ha subito preso posizione dicendo le pensioni di reversibilità, lo ribadiamo, non si toccano. I motivi li abbiamo detto, sono pensioni dovute per la mancanza del titolare della pensione al coniuge superstite, sono pensioni che sono state guadagnate con decenni e decenni di contributi versati, sono già decurtate in maniera ampia perché, lo ricordo, una pensione di reversibilità è già tagliata del 60%, del 40%, quindi al superstite si dà il 60% della pensione, e poi secondo il reddito di chi resta, del coniuge, del vedovo o della vedova, viene anche decurtata ulteriormente. Quindi il nostro segretario ha preso posizione, ha detto non si toccano, però non possiamo dormire sonni tranquilli. C'è stata nei giorni scorsi un'uscita del ministro del lavoro Poletti che ha detto sì, aver messo questa frase all'interno del provvedimento governativo che vuole in qualche modo, come posso dire, normare il contrasto alla povertà, è stato messo questa frase infelice che dovrà essere tolta. Poletti ha rassicurato, ha detto la toglieremo, è stato uno sbaglio, ma non viene tolta, non si è mai sicuri. Esatto, lo SPCGL non dormirà su questa cosa, starà ben vigile affinché i nostri pensionati possano essere tranquillizzati da questo punto di vista. Se non dovesse, ecco, qui mi rifaccio a un messaggio che ci è arrivato, qualora per disattenzione, per passare del tempo, per come succede in Italia, non venisse modificata questo discorso del principio universalistico che era stato, che cosa succederebbe? Se non venisse modificata potrebbe succedere di tutto, potrebbero decidere di tagliarle ulteriormente, ma quello che è più grave di tutto è che potrebbero decidere di far diventare la pensione di reversibilità una prestazione assistenziale, cioè darla solo a chi ne ha diritto. Allora noi diciamo no. Però sembra che questo si voglia, no? No, è assolutamente sbagliato, perché, lo ripeto, queste pensioni vengono date soltanto ai superstiti di lavoratori o di pensionati che hanno versato contributi per vari decenni, solo a loro. Se vogliamo poi farla diventare una prestazione assistenziale, proprio snaturiamo del tutto quello che è invece l'essenza delle pensioni di reversibilità e il motivo per cui sono nate all'epoca. Altra cosa, quindi mi rifaccio anche alle mail che voi ci avete scritto, si parla di part-time a una certa età per uno scivolo anticipato.
Ci chiede un nostro telespettatore che cosa ne pensate, l'avete guardato attentamente, quanto ci si può rimettere e cose del genere. Diciamo che questo provvedimento del governo, noi dal punto di vista della sua utilità non siamo critici, nel senso che si tratta per un lavoratore che ha almeno 63 anni e 7 mesi di anticipare, diciamo, un regime di part-time nel proprio posto di lavoro. Deve essere un lavoratore in sostanza a cui mancano soltanto 3 anni per andare in pensione. Questo lavoratore può fare un part-time che va dal 40 al 60% del suo orario di lavoro, però mantenere intatto il suo diritto poi ad avere la pensione piena, come se lavorasse a tempo pieno. Ecco, forse questo è il passaggio che va capito. Allora, chiede un part-time, giusto? Sì. Per l'ultimo periodo lavorativo, perché magari è uno stato d'affaticamento, ha una certa età, eccetera. All'inizio prende meno? Come funziona? Dopo riacquista? Allora, diciamo che prende un po' meno. Sempre o ma non di tanto meno, però i contributi pensionistici gli vengono assicurati con una integrazione che fa lo Stato. Lui lavora, mettiamo, il 40% del proprio orario di lavoro, invece i contributi ai fini previdenziali per avere la pensione vengono versati al 100%, la differenza la versa lo Stato. Da questo punto di vista qua noi sindacati siamo molto critici, perché visto che lo Stato tira fuori dei soldi per questa operazione, noi ci aspettavamo che almeno legasse questa operazione all'obbligo dell'assunzione dei giovani, perché se tu dai il part-time a una persona che è in procinto di andare in pensione, ti si liberano delle ore di lavoro che potresti legare direttamente all'assunzione di nuove leve di giovani, cosa che invece questo provvedimento non prevede. Ed è questa la maggiore criticità. Però le aziende se hanno bisogno prendono. Poi bisogna vedere se le aziende, perché se le aziende concedono, perché poi dipende dall'azienda se lo concede o no, intanto sono coinvolte soltanto le aziende private, e poi bisogna vedere se questo part-time lo concedono perché magari il lavoratore, non lo so, ci sono problemi diversi rispetto al lavoro che sta svolgendo, o se veramente perché ne fa richiesta il lavoratore che vuole liberare il proprio tempo, non solo magari perché ha problemi, ma magari per potersi dedicare anche ad altre attività come il volontariato. Insomma, diciamo che da questo punto di vista potrebbe essere un incentivo anche per favorire l'invecchiamento attivo delle persone. Sì. Però ecco, noi, visto che lo Stato tira fuori dei soldi su questo, avremmo veramente preferito, avremmo voluto che questo fosse legato al lavoro dei giovani. Io non mi stanco mai di dirlo, dobbiamo pensare a quel 40% di giovani che attualmente nel nostro paese non hanno lavoro. Però bisogna che si muova anche l'economia, perché a questo punto le aziende rispondono sempre così: noi ben volentieri assumiamo, siamo le prime ad essere contenti ad assumere a fronte di un maggior lavoro, perché se non c'è lavoro non è che le aziende assumono. Stiamo parlando del privato, per cui figurarsi il pubblico che non rinnova i contratti è il primo che dà un po' un esempio non costruttivo. La mail che ci è arrivata invece stamattina, la stavo guardando prima, è relativa, avete parlato, giustamente ne abbiamo parlato all'inizio settimana, poi la settimana scorsa, degli 80 euro. Che fine hanno fatto? I giornali tacciono a riguardo. La notizia, come è arrivata, è sparita. E anche noi siamo molto curiosi di sapere come funzionerebbe. Certamente no, che avere dei soldi, la prospettiva, vero Danilo, di ottenere dei soldi, dei miglioramenti economici per i nostri pensionati, sicuramente ci rende felici. Vorremmo capire come, in quale modo, e vorremmo, e lo dico ancora una volta, che il governo si confrontasse con i rappresentanti di lavoratori e di pensionati per far sì che queste misure ancora non vadano avanti sotto il segno della disequità. Insomma, che queste riforme, che questi benefici per i pensionati viaggino sotto il criterio dell'equità, della giustizia. Esatto. Però a questo punto è stata fatta una boutade. Voi l'avete colta, ha dato un certo clamore, sembra che sia una cosa elettorale perché tutto il sapore è questo, adesso ci si concentra su altre tematiche, si giocano altre carte, si vedrà l'esito del referendum, probabilmente mette a tacere
questo altro tema che però è stato un ottimo allettamento. Siete bravi a lottare e far sentire la nostra voce, però penso che il tempo giochi a loro favore. Prima o poi riusciranno a far indirizzare il nostro paese verso un sistema più americano, dove sanità, pensioni eccetera non sono assicurati a tutti ma solo a chi ha schede. Su questo noi siamo sicuramente vigili. Ricordo, ma magari lo vedremo dopo più avanti in qualche prossima trasmissione, che noi il 19 maggio saremo in piazza a Roma, in tantissimi i pensionati dei CGIL e CISL UIL, proprio per portare alla ribalta i nostri temi e per non rischiare davvero, come ci scriveva il nostro ascoltatore, insomma, che si arrivi a prendere delle decisioni che siano assolutamente deleterie per tutti i pensionati e le pensionate. Ecco, c'è un altro messaggio, adesso lo leggiamo. Sapete la differenza tra Renzi e la Merkel? Renzi è governato dall'Europa, mentre la Merkel la governa. Ecco, deve far riflettere un po' anche questa osservazione. Relativamente a questo aspetto delle pensioni, a Danilo Toccana qualcosa da aggiungere? No, su questa questione delle pensioni Maria ha detto delle cose di grande attualità ed estremamente importanti. È chiaro che questo tentativo da parte anche di questo governo, come i governi precedenti, di tentare di fare cassa con la previdenza pubblica, in modo particolare con le pensioni, è un tentativo sempre presente, perché questa questione della pensione di reversibilità c'è, non c'è, attualmente c'è, perché nel DEF che è stato consegnato, al di là dei tecnicismi parlamentari, l'ipotesi di trasformare la pensione di reversibilità non più in pensione, cioè a un diritto conseguito attraverso il versamento dei contributi, ma ancorandolo al reddito familiare diventerebbe una forma assistenziale, un tentativo di questa natura è ancora in atto. Difatti noi insistiamo, cancella quella riga che prevede questo provvedimento, che giustamente è un provvedimento che abbiamo noi italiani, che esiste prevalentemente in Italia rispetto al resto dell'Europa, ma è riconducibile al fatto che quando noi eravamo lavoratori attivi abbiamo versato i contributi per la reversibilità, cioè non solo per la nostra pensione ma anche per la reversibilità, per cui è un diritto che abbiamo conseguito in forza a un versamento contributivo che abbiamo già realizzato quando eravamo lavoratori attivi. Ora, trasformazioni di questa natura, lei capisse perfettamente bene, non possono essere da noi accettati, ma anche quest'altro provvedimento, che è quello del part-time, come si discuteva prima, che però il governo in questa fase non è impegnato, vero Maria, a discutere con noi né intanto i criteri di attuazione. Per cui la solita questione che non ci coinvolgono ai tavoli del negoziato, ma esclude in questo momento per esempio la flessibilità di accesso alla pensione, cioè non confondiamo, noi abbiamo chiesto che in Italia la rigidità per l'accesso alla pensione istituita con la legge Fornero venga rivista, perché non tutti i lavori sono uguali. Assolutamente. Renzi prima della fine dell'anno scorso ci disse: non siamo in grado adesso, presenteremo un provvedimento alla metà del 2016. Siamo in aprile e già si parla del 2017 e poi ci si dice anche non ci sono le risorse per cui traguardiamolo al 2018. Di conseguenza la flessibilità di accesso alla pensione per creare lavoro per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri giovani, di tutta questa partita non se ne discute. Di che cosa si discute? Sulla reversibilità, sul part-time. Perché sul part-time, parliamoci chiari, in questo momento nessuno di noi è in grado di prevedere quanto di meno, perché è vero che alla fine corsa l'ipotesi è quello di avere la stessa pensione, ma nei 3 anni di lavoro che ci mancano da adesso a quel momento di accesso alla pensione, quanto di meno? Lei si pensi, quello era che resta questo è il punto. Perché abbiamo visto gli esodati, cosa è successo. Questo non è chiaro, questo non è chiaro. Perché non si discute, perché non si ragiona? E poi si mettono a disposizione delle cifre che secondo noi sono irrisorie. Vedevo anche oggi
60 milioni a disposizione di questa operazione. Potrebbero interessare 30.000 persone. Capirai. Per cui siamo sempre nella fase, come dire, delle enunciazioni attorno alle quali poi dopo non c'è un contenuto fisso e di conseguenza la gente, i lavoratori o i pensionati, che dir si voglia, poi dopo magari rispetto a questi provvedimenti non vi hanno accesso, non ci credono. Veda tutta la partita del TFR. È fallita nel nostro paese, è vero, l'utilizzazione del TFR, perché è sempre stata spiegata male, senza impegni, senza serietà. Io vedo per esempio che anche attorno a tutte queste partite non c'è un disegno organico, c'è semplicemente un qualcosa di mettere in discussione i diritti acquisiti da parte dei lavoratori con il preciso obiettivo, è vero, di dare di meno, ridurre la cosiddetta spesa sociale. Noi invece non siamo per ridurre, anche perché in molti campi la spesa sociale in Italia, è vero, è minore rispetto a quello che si spende nel resto d'Europa. Il problema che noi abbiamo è quello di una correzione, è quello di nuovi strumenti, è quello di aggiornare i criteri per avervi l'accesso. Invece il punto vero è che si tenta sempre di ridurre la spesa sociale, non va bene. Assolutamente, oltre a quella anche la spesa sanitaria, tra le altre cose, perché c'è la sono spesa sociale, la spesa sanitaria, di conseguenza è il modello, diciamo così, del welfare che è in discussione. Come segue questo governo è un giorno su un provvedimento, l'altro giorno sull'altro provvedimento, non si fa un ragionamento organico come noi rivendichiamo e di conseguenza la nostra preoccupazione è una preoccupazione vera. Questa è la ragione che finalmente lo SPI, la FNP, la UILP nazionali hanno deciso di fare questa manifestazione il 19. Teniamo conto che noi abbiamo avuto l'altro ieri, il 2 di aprile, una grande manifestazione con la manifestazione veneta che abbiamo fatto a Venezia in Campo Santa Margherita, no? Finalmente il giorno 19 con la manifestazione nazionale in Piazza del Popolo a Roma noi vogliamo polarizzare l'attenzione sui pensionati, sulla difesa del reddito delle pensioni, contro queste continue incursioni da parte del governo nell'attingere alla parte previdenziale, è vero, perché c'è un problema di pensionandi per quelli che ci andranno, perché abbiamo visto prima il part-time, la flessibilità e così via, c'è anche il problema della difesa del reddito delle pensioni, perché c'è un problema di quelli che in pensione ci sono già. E in un paese in deflazione, come stiamo denunciando in questo periodo, chi sono quelli che hanno ridotto fortemente la loro spesa familiare, medica, sanitaria, del vestiario? Siamo noi. Siamo quelli da 500, da 700 euro al mese, da 1000 euro al mese. Siamo noi. Una delle cause, se il paese è in deflazione, io dico, siamo noi pensionati, ma d'altronde con i pochi soldi che abbiamo, e giovani che non hanno lavoro, con i pochi soldi che abbiamo non si può pretendere che poi dopo noi concorriamo al rilancio, è vero, della spesa nel nostro paese. Di conseguenza c'è un problema proprio di strategia economica, di difesa delle persone, in una situazione nella quale, vede, voglio dirlo subito, la coperta è troppo corta. Però lo I sindacati sostengono che bisogna difendere la sanità, che bisogna difendere le pensioni, che bisogna. Non è vero che la coperta è troppo corta, è vero, abbiamo un problema di sviluppo, ma questo paese però è anche un paese dove la corruzione la fa da padrona. Anche in questi giorni, basta prendere gli articoli di giornali, centinaia di nomi illustri
che emergono, che vengono portati alla ribalta. Quanti soldi danno per un immigrato? Se fate il conto viene uno stipendio al mese a testa, vuol dire che i soldi per i pensionati ci sono, quindi se 2 più 2 è uguale a 4, questo è uguale a malafede. Questa questione dell'immigrato è anche questa una falsa polemica. Ora, indubbiamente l'immigrazione la possiamo anche commisurare con il costo economico, però un immigrato ha un contributo che poi tra l'altro in Italia come negli altri paesi è supportato prevalentemente dall'Europa, Però siamo sempre noi l'Europa, cioè se sì, li autosupportiamo, però cioè, il problema perché vero, i soldi vengono da il problema noi. Vero è questo. Anzi, l'Italia ne versa tantissimi. Vede, mettiamolo anche così, 35 euro per emigrato, questa è la spesa, 2,50 euro vanno alla persona, 2,50 euro al giorno vanno alla persona. Mantenuta di tutto Il punto. resto dei soldi vanno per il mantenimento della persona, vanno alle cooperative. Che cosa fanno? Me lo lasci dire brutalmente. Non è forse anche questo l'immissione di denaro nel circuito del consumo e della spesa consumeristica che si esercita nel nostro Paese? Cioè non è che i 35 euro vanno a chi? Vanno rimessi nel consumo perché quell'immigrato va mantenuto e di conseguenza le cooperative che ce l'hanno in carico devono spendere, devono comprare, devono fare, per cui smettiamola di vedere il nemico sempre dietro la porta. Il problema vero è che dobbiamo affrontare l'aspetto dell'immigrazione in un modo diverso rispetto a come viene oggi vissuto, che è solo improntato sulla paura del diverso, sulla paura di colui che non conosciamo, ed effettivamente c'è questa ignoranza da parte, ma il problema vero qual è? Che abbiamo a che fare con delle persone, abbiamo a che fare con delle persone che vengono da lontano, che vengono da conflitti. Come si può dire che dobbiamo difendere quelli che vengono dalle zone di guerra e non tenere conto anche di quelli che vengono dalla povertà, di quelli che vengono... Assolutamente, l'obiezione però che viene fatta giustamente dai nostri telespettatori è che per carità chi viene dalla guerra, ce ne sono, non sono tanti, tanti vengono da nessuna guerra ma da situazioni economiche difficili. I nostri pensionati hanno lavorato una vita, sacrifici eccetera, stanno in situazioni difficili e dicono allora noi metteteci in cooperativa con 2,50 euro al giorno, a loro fateli lavorare una vita ma non è così. Cioè, perché bisogna stare attenti un po' alle situazioni. Io interrompo un attimo perché siamo arrivati alla pubblicità che sennò incombe in modo importante. Ritorniamo su questi temi ma parliamo anche di altre cose molto interessanti perché dei campi per la mafia, per educativi sono altrettanto significativi. Pubblicità, pochi secondi.